milionario a Palazzo Ducale a Venezia, i ladri riescono a rubare i gioielli del Maharaja di proprietà dello sceicco del Qatar. Valore alcuni milioni di euro, mostra sospesa, investigatori al lavoro. Eseguita l'autopsia sul corpo della 46enne marocchina uccisa, fatta a pezzi e trovata nelle campagne veronesi. Secondo l'autopsia sarebbe stata colpita alla testa da un corpo contundente. Sotto shock la comunità di Longare, il parroco 69enne picchiato da ladri che si era introdotto nella canonica, il religioso ricoverato in ospedale. Vendeva un pedofilo le foto sexy della giovanissima figlia, una 58enne trevigiana è a processo e rischia una pesante condanna. Sanità in Veneto di nuovo, conti in attivo, il Ministero certifica un avanzo di 13,7 milioni di euro, il governatore Zaia vince la squadra compatta. Maialina Emi rubata da un centro che accoglie ragazzi autistici, una vicenda che ha scatenato una gara di solidarietà tra i cittadini. Brusa la Vece in Prato della Valle chiude le manifestazioni di Natale ed intanto in città sono già arrivate le Befane. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione, lo avete dunque sentito dai titoli, clamoroso furto a Palazzo Ducale, questa mattina i ladri sono entrati nella sala dove è allestita la mostra di gioielli riuscendo a rubarne alcuni, sentiamo. Poco dopo le 10 è scattato per appunto l'allarme che è stato girato alla sala operativa della questura, immediatamente l'intervento sul posto della squadra mobile del commissariato di San Marco e quindi sono già iniziate subito le indagini. Colpo grosso a Palazzo Ducale dove è allestita la mostra di gioielli tesori dei Mogul e dei Maharaja, la collezione di Altani. I ladri sono entrati con tutta probabilità da qui, dall'ingresso principale come dei normali visitatori, poi sono riusciti ad aprire la teca, a rubare il contenuto e a fuggire senza essere fermati, mimetizzandosi tra la folla con un paio di orecchini e una spilla per un valore di circa 33.000 euro, valore doganale indicativo che sul mercato nero potrebbe arrivare invece a centinaia di migliaia di euro. Per gli investigatori però sono gioielli difficili da smerciare perché catalogati e parte di una collezione. Il sistema di videosorveglianza avrebbe comunque immortalato i ladri che secondo il vicario del questore sapevano muoversi bene. Comunque possa essere un sistema di sicurezza attento e sofisticato, probabilmente è verosimile che prima abbiano individuato le eventuali vulnerabilità che ogni sistema di sicurezza può avere e quindi poi abbiano inciso e quindi abbiano realizzato l'evento furtivo questa mattina. E intanto c'è chi si pone domande anche sulla gestione della sicurezza che però, specifica Odorisio, non ha nulla a che vedere con i rischi per la popolazione. Sono sicuramente due temi completamente differenti, ripeto, non si possono sovrapporre una sicurezza in termini appunto di sicurezza, di ordine pubblico e un evento delittuoso, sicuramente clamoroso, per il quale comunque stiamo lavorando. Di diversa invece opinione alcuni veneziani che abbiamo incontrato all'esterno di Palazzo Ducale da poco tempo di distanza dal furto. Lo sa del furto che c'è stato qui stamattina? Che furto? All'interno si sono portati via gioielli. Ma no, davvero? Mi dispiace per Altane. No, ma io le chiedo da veneziano, hanno rubato tranquillamente, sono usciti, se ne sono andati, la sicurezza? È un problema loro, forse non era sufficiente. Mio figlio ha visto la mostra ieri e ha detto che c'erano 4 guardie che chiacchieravano tra di loro, quindi è probabile che ci siano state delle defiance nella sicurezza. Tutto qua perché è impossibile rubare qui dentro, poi dei gioielli così, a meno che il furto non sia su commissione. Quindi... Il problema è che qui si apre un altro varco, ovvero quello della sicurezza in caso di attentati. Sì, questo è un problema vero, le devo dire che qui a Venezia non è mai successo niente del genere e credo abbiano rispetto della città, forse più degli altri, non solo gli attentatori, no, ma credo sia impossibile fare un attentato qui a Venezia. Lei signora cosa ne pensa? Lo stesso di quello che ha detto mio marito, è impossibile rubare qua, quindi le guardie sono state inefficienti o perlomeno erano troppo poche, perché quando si hanno dei tesori immensi è bene sorvegliare. Ieri era venuto mio figlio qua e la cosa che aveva notato è che erano poche guardie e inefficienti, per cui io a questo posso riferire, nient'altro.
Mentre a distanza di qualche ora dal furto di gioielli a Palazzo Ducale c'è chi fa la coda ignaro che la mostra sia stata chiusa perché il cartello di avviso si legge solo una volta giunti all'ingresso, qualcun altro punta il dito sulla gestione della sicurezza interna, che a parte i sistemi tecnologici che possono presentare delle falle, implica anche poca attenzione da parte di chi invece dovrebbe averne molta. Avete saputo che stamattina c'è stato un furto proprio all'Arsenio Lupin qui alla mostra? Purtroppo no, stavamo cercando di entrare per vedere adesso i gioielli, evidentemente qualcuno ci ha preceduto. Non solo li hanno visti, ma ne hanno anche portati via alcuni. È per quello che allora forse non si riesce ad entrare. È proprio chiusa la mostra, entrerete lo stesso? No, era l'unico motivo per cui volevamo vedere oggi, perché sappiamo che è l'ultimo giorno dell'esposizione e poi si conclude. Quindi stiamo... Che li ritrovino più che altro. Ovviamente tutti gli aggiornamenti su questo maxi furto nel corso del telegiornale di Venezia. Eseguita l'autopsia sul corpo della 46enne marocchina uccisa, fatta a pezzi e trovata nelle campagne veronesi, secondo i primi esiti sarebbe stata colpita con violenza alla testa con un corpo contundente che ha causato lesioni al cervello. È stata colpita con violenza alla testa con un corpo contundente che ha provocato lesioni al cervello. Sono questi i primi esiti degli accertamenti eseguiti dall'anatomopatologo a Verona. Il corpo della donna fatto a pezzi è stato trovato il 30 dicembre a Gradoni, frazione di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, a poca distanza dai caratteristici mulini della località Borghetto. La donna, marocchina di 46 anni, Gadia Benkekik, secondo quanto emerso, potrebbe essere morta dopo un litigio con una persona che conosceva. Le indagini degli investigatori sono serrate e si continua a scandagliare la vita sentimentale della vittima. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti l'ex marito, l'attuale compagno, ma anche eventuali altre frequentazioni della 46enne. Secondo quanto emerso dall'esame autoptico, il corpo sarebbe stato tagliato molto probabilmente con una sega circolare in vari pezzi che, ricordiamo, sono stati abbandonati in un uliveto frequentato da animali selvatici. Chi l'ha uccisa sperava forse che i resti fossero cancellati. Un vero e proprio giallo, una matassa che gli investigatori dovranno sbrogliare. Chi ha ucciso e perché una donna nordafricana di 46 anni regolare in Italia e che abitava a Verona, guadagnandosi da vivere con lavori saltuari come la badante. Un omicidio avvenuto con tutta probabilità distante dal luogo dove è stato trovato il corpo, vista l'assenza di sangue sul luogo dove l'assassino o gli assassini hanno abbandonato i poveri resti della vittima. Ed ora lo shock a Longare, nel Vicentino, dove il parroco di Longare appunto ha sorpreso un ladro durante la notte, probabilmente ha reagito mandando il religioso all'ospedale. Io ho sentito il rumore, era entrato uno con la lanterna che è in stanza mia, verso le 4. A parlare è il fratello e coinquilino di Don Sigfrido Crestani, il parroco di Longare, che cercando di impedire l'ennesimo furto in canonica ha invece subito la violenta reazione dell'aggressore. Qui tutto si è svolto, poi è uscito di lì, ho visto tutto acceso, sono venuto giù le scale, che cosa succede qua? Poi ho visto il fratello sanguinava. Don Sigfrido ha sbattuto la testa subendo un trauma cranico cadendo a terra. C'è la sua stella dei Re Magi qua. Poteva andare molto peggio. La prognosi fortunatamente è di una decina di giorni, ma la ferita vera è un'altra. È un'umiliazione, specialmente che è un parrocchiano che lui conosce, che ha trattato altre volte. Il presunto ladro e aggressore sarebbe infatti uno straniero che al momento ha fatto perdere le proprie tracce. Una vecchia conoscenza per altri fatti simili in paese, che oggi reagisce sgomento alla notizia. Il parroco è una brava persona. È una parola per tutti, trovo strano che lo aggrediscono così. Anche troppo buono, troppo buono. Quindi questo ragazzo doveva essere fermato prima. L'accoglienza e la disponibilità sono nobili virtù che però stanno perdendo sempre più sostenitori. Longare a breve, infatti, si appresta ad ospitare una nuova comunità di richiedenti asilo. Ma certo, preoccupa, siamo preoccupati. In mezzo a 20 di scudo ci sarà uno o due che ti mettono le mani addosso o fanno criminali. Il buonismo è distruttivo. Noi siamo qui non solo a fare l'ospedale da campo, ma le scuole per promuovere l'uomo nella sua giustizia e voglia di lavorare.
Continuiamo con la cronaca. Mandata a casa dall'ospedale Alto Vicentino con l'influenza, muore il giorno dopo al San Bortolo di Vicenza. Tragedia a Sarcedo, una donna di 45 anni, madre di 3 figli, è morta il giorno dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino. La donna era ricorsa alle cure dei sanitari lamentando sintomi che sono stati letti dai medici come influenzali e dopo la visita è stata mandata a casa. Nel corso della giornata le condizioni della 45enne però sono peggiorate, costringendola a tornare in ospedale, ma a quel punto la situazione si era aggravata e la donna è stata trasferita d'urgenza nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ricoverata nella rianimazione della terapia intensiva, la donna è espirata nelle prime ore del mattino. I sanitari dell'ospedale Berico, come di rito in questi casi, dove non è chiaro il motivo del decesso, hanno proceduto ad effettuare quello che tecnicamente viene chiamato il riscontro diagnostico, una vera e propria autopsia. Intanto la Procura della Repubblica di Vicenza ha posto sotto sequestro la salma della 45enne, i campioni rilevati, i referti, e ha aperto un fascicolo per scoprire le cause del decesso ed eventuali responsabilità da parte dei sanitari. Ed ora invece torniamo a parlare della tragedia in Costa Amalfitana con la morte di una turista bellunese. Sotto shock la comunità di Cavarzano dove la donna viveva. Vediamo. È atteso nelle prossime ore il rientro a Belluno di Mariangela Calligaro, la turista di 55 anni, morta ieri mattina a Praiano, località della costiera amalfitana, a causa di un'onda che l'ha travolta e risucchiata in mare. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Cavarzano dove la donna viveva ed era molto conosciuta grazie al suo lavoro di consulente finanziaria ma anche per le sue tante attività. La notizia della sua improvvisa morte è arrivata come una doccia fredda tra i colleghi che l'aspettavano in ufficio dopo l'Epifania. Proprio 6 gennaio Mariangela, insieme al compagno ed una coppia di amici, sarebbe dovuta rientrare in Veneto, ma un'onda improvvisa ha posto fine in maniera drammatica alla sua vita. Ieri, intorno alle 11, le due coppie stavano camminando lungo un sentiero tra i più affascinanti della costiera amalfitana. Le condizioni meteo non erano delle migliori, ma raccontano i testimoni non c'era vento e il mare era calmo. Poi, improvvisamente, un'onda ha travolto 3 dei 4 amici trascinandoli in mare. Oltre alla vittima, anche il compagno, Carlo Talamini, e l'amica Nicoletta Bressa, sorella del parlamentare Gian Claudio Bressa, sono finiti in mare. Solo il marito di quest'ultima, Nicola Zeggio, è stato risparmiato dalla furia dell'acqua. È stato l'uomo a dare l'allarme. Motovedette della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto si sono subito messe alla ricerca dei dispersi. Talamini e Bressa sono stati tratti in salvo poco dopo e trasportati all'ospedale. Per Mariangela, invece, purtroppo non c'era più nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarla. Ora si attende il rientro della salma a Belluno per fissare la data dei funerali, ai quali l'amministrazione comunale di Praiano ha promesso di far sentire la sua vicinanza. Rimaniamo nel Trevigiano. Vendeva un pedofilo le foto sexy della giovanissima figlia, una 58enne a processo e rischia una pesante condanna. Luci rosse della figlia nemmeno 14enne cedute a un amico, a un pedofilo, un comportamento andato avanti per anni finché la responsabile, la madre della ragazzina, non è stata scoperta e denunciata. Ora la donna, una 58enne originaria del Nord America, residente attualmente nel Pordenonese, è a processo e rischia fino a 12 anni di carcere, mentre la figlia potrebbe essere definitivamente tolta alla famiglia e data in adozione. Abusi ricostruiti dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia che sarebbero avvenuti sia nella Marca che in Sud Italia, dove madre e figlia erano andate in vacanza. Poi nel 2012 il caso è venuto a galla. Vere e proprie esibizioni pornografiche, quelle immortalate dalla donna che non si è fatta scrupolo di usare la figlia, neppure 14enne, per il suo tornaconto. Immagini cedute infatti all'amico nei confronti del quale è stato aperto un procedimento a sé e che anche in questo caso rischia una condanna molto pesante. Ed ora siamo alle amministrative 2018, il coordinatore regionale di Forza Italia conferma che con la Lega è stato raggiunto un accordo che per correre con un unico candidato in 2 capoluoghi di provincia, Treviso e Vicenza. C'è un accordo nel senso che si è concordato Forza Italia e Lega che nei capoluoghi di provincia, quindi Vicenza e Treviso, la coalizione presenterà un unico candidato. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane al massimo, si farà sintesi per trovare
il candidato di Vicenza e il candidato di Treviso. Dunque un primo accordo tra Forza Italia e Lega per le amministrative è stato raggiunto. La coalizione si presenterà con un unico candidato, ma il nome al momento non è dato saperlo. Bisognerà attendere, spiega il coordinatore Adriano Paroli, i prossimi giorni. Sembra sempre più vicino dunque a Treviso un passo indietro del candidato azzurro Andrea De Checchi a favore del leghista Mario Conte. Paroli su questo punto non si sbilancia, anche se spiega come la volontà di tutti i candidati, a Treviso come a Vicenza, sia quella di portare il centrodestra alla vittoria. De Checchi, come tutti gli altri, insomma, è candidato ed è disponibile allo stesso tempo a fare, come si dice, un passo di lato. Le decisioni le prenderemo anche insieme a lui. Una volta ufficializzato il nome del candidato sindaco tra le forze in campo, sarà il momento di pensare ad eventuali incarichi all'interno della giunta in caso di vittoria. Le coalizioni hanno poi la suddivisione anche di responsabilità amministrative all'interno della giunta, così come altri equilibri, ma questi equilibri verranno trovati all'interno della coalizione. Questo pomeriggio lungo la strada provinciale 9 nel comune di Due Carrare un autocarro che trasportava una gru con il braccio ha urtato il cavalcavia dell'autostrada Padova-Bologna. Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza. Per consentire l'intervento sono stati chiusi al traffico sia il tratto della strada provinciale che una corsia dell'autostrada. Sul posto i carabinieri della compagnia di Abano, i vigili del fuoco e altri enti interessati. Ed ora un nuovo capitolo sullo stipendio d'oro del portavoce del sindaco di Padova. L'opposizione denuncia una delibera poco chiara per giustificare i 93.000 euro. La delibera era intitolata come modifica dei dati sensibili o comunque modifica di altri dati, dei big data. Celata da un nome ambiguo in una seduta a poche ore dal Natale, i consiglieri comunali del neogruppo d'opposizione Libero Arbitrio denunciano la delibera già ribattezzata Salva Bettin per regolarizzare lo stipendio d'oro del portavoce del sindaco Giordani. Se poi invece si prosegue si apprende che c'è una modifica anche per quanto riguarda l'attribuzione dello stipendio del signor Bettin, quindi del portavoce del sindaco. Fare una modifica a un regolamento dopo aver assunto il portavoce riteniamo sia davvero scandaloso, nel senso che allora facevamo bene a fare quello che facevamo proprio perché avevamo bisogno di chiarimenti e spiegazioni. Di fatto una mossa poco chiara per consentire a Massimo Bettin, sprovvisto di titolo di laurea, di percepire uno stipendio pari se non superiore a quello di un dirigente. Nella sostanza si dice che il portavoce del sindaco, qualsiasi sia il suo titolo di studio e il suo inquadramento all'interno dell'amministrazione, oggi ha un contratto inquadrato come livello C, può comunque avere uno stipendio pari a quello di un dirigente, anzi con un aumento rispetto a quello del dirigente pari alla media degli aumenti effettuati per i dirigenti all'interno dell'amministrazione. Per l'opposizione la modifica al regolamento stabilita dalla delibera approvata da sindaco e giunta potrebbe essere stata maturata a seguito di un interessamento della Corte dei Conti sul caso, un modo dunque per legittimare qualcosa che invece non è del tutto regolare. Sanità in Veneto, di nuovo conti in attivo, il Ministero certifica un avanzo di 13,7 milioni di euro. Sentiamo. La Regione Veneto presenta a conto consuntivo 2016 un avanzo di 13.729.000 euro alla voce sanità. Firmato Ministero dell'Economia e Finanze. A darne notizia con orgoglio il governatore Luca Zaia dopo aver ricevuto gli esiti dell'esame sui conti sanitari delle regioni effettuato da uno specifico tavolo del MEF. La squadra compatta della sanità veneta, gestita con la prudenza e la saggezza del buon padre di famiglia, ha vinto ancora anche sui conti. Non ce li siamo fatti da noi, ma sono stati valutati euro per euro dal tavolo ministeriale, spiega il presidente Zaia, che aggiunge come questo risultato sia stato raggiunto senza tasse, unici in Italia a non aver introdotto, continua Zaia, e non lo faremo nemmeno quest'anno l'addizionale regionale IRPEF sulla sanità, il che significa che sul podio con i conti in attivo, la promozione sui LEA, zero tasse, la sanità veneta vince la medaglia d'oro, quella d'argento e anche quella di bronzo.
Nell'anno valutato dal Ministero, alcune aziende sanitarie venete hanno chiuso con perdite d'esercizio pari a 219.851.000 euro, altre con un attivo di 3.680.000 euro, per una perdita di esercizio aggregato di 216.170.000 euro, ciò a fronte di un utile della gestione sanitaria centrata in capo alla giunta regionale pari a 233.581.000 euro. L'utile di esercizio consolidato è stato quindi fissato dalla Regione in 17.410.000 euro, poi ridotto a 13.729.000 euro sulla base delle severe verifiche effettuate dal Ministero. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione regionale. La disputa dei sacchetti biodegradabili a pagamenti fruttivendoli e vendoli dell'Ascom non si sono fatti trovare impreparati ed hanno rispolverato i vecchi sacchetti di carta. Dibattiti sui social, dubbi sull'effettivo beneficio sull'ambiente, addirittura prese di posizione politiche. I nuovi sacchetti biodegradabili a pagamento in negozi e supermercati continuano a far discutere, ma c'è anche chi, come i rivenditori di frutta e verdura dell'Ascom di Treviso, ha aggirato l'ostacolo, mettendo in campo, nella disfida tra sacchetto di plastica e riciclabile, un terzo incomodo. 2 mesi a sta parte abbiamo optato per la carta, quindi abbiamo fatto dei sacchetti logati col logo del Confcommercio e il gruppo alimentare trevigiano, perché sapevamo che far pagare i scioperini per ogni prodotto, per ogni vegetale che veniva adoperato diventava un costo non facilmente sopportabile dal cliente. E chi va a comprare la frutta e verdura cosa sceglie? Per il momento siamo 50-50, noi quando entra il cliente andiamo direttamente sulla carta, poi se il cliente dice ma sarebbe meglio lo scioperino, noi lo facciamo capire che costa 3 centesimi. Qual è la reazione? Ma il 90% torna alla carta. Rivenditori della Confcommercio che hanno anche studiato le mosse della grande distribuzione, andando a verificare tipologia e costo dei sacchetti distribuiti in 8 ipermercati, dove spesso ci si lamenta che le buste biodegradabili si rompano con facilità, altro che riutilizzarle. Noi abbiamo visto che adoperano degli shopper molto scadenti che si rompono subito, e da quello che abbiamo capito dai vari fornitori la provenienza è cinese, quindi hanno guardato sicuramente al risparmio, ma come qualità credo proprio non ci siamo. In questo scenario c'è anche chi, in barba alla normativa, fa come si faceva una volta. Se magari un'anziana arriva con una sportina o con un cesto, è ben accetta. Ed ora torniamo a parlare del furto della maialina Amy rubata da un centro che accoglie ragazzi autistici. Questa brutta vicenda ha scatenato però una gara di solidarietà tra i cittadini pronti a donare agli ospiti della struttura un loro animale. Vediamo. Ho sentito che è stato ucciso un maialino di un'associazione. Se vi interessa io ne ho uno da regalare. Tanti messaggi, le telefonate come questi giunti alla nostra redazione, telespettatori che dopo aver appreso dai telegiornali di Antenna 3 la notizia della scomparsa della maialina vietnamita Amy, rubata da ladri senza scrupoli dal centro per autistici Casagialla di Castione di Loria, si sono resi disponibili per donare alla struttura i loro animali. Ma anche alla cooperativa che gestisce il centro sono arrivate numerose offerte, almeno una quarantina in poche ore. Ci ha proposto anatre, conigli, nani, oche, di tutto e di più, gattini. Al momento non è stata ancora presa una decisione. Stasera vi sarà un incontro tra i responsabili del centro per decidere come e cosa dire ai ragazzi. Per i nostri ragazzi le sorprese non sono mai tanto gradite, quindi i ragazzi per qualsiasi cosa, brutta, bella, devono essere preparati. Amy, insieme agli altri animali ospitati nel centro, coniglietti, pony, anatre, tacchini e galline, aveva un ruolo fondamentale per i ragazzi autistici. Una volta spiegato loro quanto accaduto, gli ospiti di Casagiallo potranno riversare il loro affetto su un nuovo animale. Ma quando arriveranno l'8 gli daremo una spiegazione e molto probabilmente anche una nuova Amy, il che è fondamentale perché dà senso, dà continuità. Alla brutta vicenda della sparizione di Amy si contrappone la solidarietà e l'affetto di tante persone. Io ringrazio tutti perché non ce l'aspettavamo, però forse un po' di giustizia a Amy, così l'abbiamo fatta.
Incontro da brivido per una coppia padovana in vacanza a Colle Santa Lucia nel Bellunese. Usciti per fare una passeggiata tra i boschi si sono trovati faccia a faccia con un lupo che hanno anche fotografato immerso nel bianco della neve. Sorpresa mozzafiato per Gianmaria Mazzetto e Valentina Pavan, giovane coppia di Este. Abbiamo percepito che qualcuno ci stava seguendo, raccontano, quando ci siamo voltati abbiamo scoperto che era uno splendido esemplare di lupo. L'animale seguiva le loro tracce a un centinaio di metri di distanza, era molto attento ai loro spostamenti ma non si è mai rivelato aggressivo, non mostrava nemmeno particolare paura e quando i due gli hanno chiesto di andarsene lui ha preso un sentiero innevato. Brusa la Vece in Prato della Valle, quindi siamo a Padova, chiude le manifestazioni di Natale, appuntamento quest'anno anticipato al 5 di gennaio. Calze piene di dolciumi, giochi e animazione, poi la tradizionale accensione della pira per il Brusa la Veccia. Prato della Valle si prepara per la manifestazione che chiude queste festività, quest'anno occasionalmente anticipata al 5 gennaio per consentire sabato 6 il mercato. Intanto la Befana, o meglio le Befane, sono già arrivate in città. Tutti gli ingredienti per chiudere queste festività natalizie con una grande manifestazione. Avremo anche la Befana Special, quindi molto special, tanta confusione, tanto divertimento, sorprese per tutti, non solo per i bambini, perché ci sarà veramente qualcosa di speciale quest'anno. Siamo davvero delle mamme e Befane special. Per tutto il pomeriggio verranno serviti poi cioccolata calda e vin brûlée con un'offerta minima che sarà devoluta alla casa di fuga per le donne vittime di violenza del comune di Padova. Realizzatori e animatori della grande pira saranno come sempre i vigili del fuoco. Anche quest'anno, ormai da 15 anni, siamo impegnati in questa attività, la facciamo con la felicità nel cuore, la felicità di portare, come dire, un po' di allegria ai bambini del Padova e provincia. L'ascensione puntuale alle 18 nel Lobo davanti Santa Giustina, uno spettacolo irrinunciabile nonostante i dati allarmanti sulla qualità dell'aria. Il comune però rassicura padovani e spettatori. I materiali che bruciamo sono materiali che non producono fumi inquinanti, polveri inquinanti, ma tante sono le iniziative che l'amministrazione comunale sta mettendo in campo per contrastare l'inquinamento. La Befana, oltre a carbone e dolci, quest'anno ha portato anche i soldi per una nuova linea di tram. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio le consuete previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, tuttavia con frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo insieme il dettaglio del 4 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure meridionali nella prima parte della giornata, ma con tendenza al rasserenamento. Bel tempo altrove con ampio soleggiamento dove il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e +2 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino qualche foschia, nebbie e nubi basse sulle pianure del Pordenonese, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento sui restanti settori con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, con ampio soleggiamento, cielo poco o parzialmente nuvoloso sul Trentino, un po' più instabile sull'Alto Adige, con nevicate diffuse sui rilievi oltre i 1000 metri di quota. Le temperature massime saranno comprese tra -1 e 3 gradi, minime tra -5 e 2 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso invece al largo, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.